Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Officina Mediterranea. Oggi siamo alla puntata numero 14 del nostro format Resto al Sud, che parla appunto di imprenditori e di imprenditoria. Siamo qui con un gradito ospite, con Antonello Scatorchia. Buonasera Antonello. Ciao Nicola, buonasera ai nostri ascoltatori. È un piacere L'argomento essere qui. Grazie, l'argomento di oggi sarà appunto il mondo della pizzeria, parleremo della sua pizzeria e di Antonello, la pizzeria Glamour di Rionero in Vulture in provincia di Potenza. Ci vediamo tra poco, subito dopo la sigla. Eccoci qua. Intanto salutiamo tutti i nostri amici che si sono collegati sulle nostre piattaforme. Buonasera Antonello. Allora, Buonasera Nicola di nuovo. partiamo subito. Io partirei dalle origini. Quindi, come Vai. nasce quindi la tua passione per la pizza e quando hai capito che sarebbe diventata la tua strada? Allora, diciamo, la mia passione per la pizza è nata, no, è stato un po' uno specchio riflesso perché i miei genitori avevano una gelateria qui a Rio Nero, un bar gelateria, la Gelateria 2000. E mio padre però aveva sempre il sogno di una pizzeria, amanti della pizza. E così nel 2017 rilevammo un locale in piazza qui a Rio Nero che lo tenemmo per 4-5 anni e nel frattempo acquistarono questo locale qui a Piazzale Foggia, un locale grezzo di 300 metri quadri dove avevamo appunto intenzione di fare una nuova pizzeria, un nuovo locale. Eh, Però diciamo, il mio lavoro inizialmente, anche quando aprimmo qui, era tutt'altro, diciamo, non era quello del pizzaiolo, ma stavo in sala, stavo dietro al banco. Diciamo, quello che ho sempre fatto poi alla fine in gelateria da papà da quando avevo 11 anni, l'estate, anziché giocare con i miei amici, mio padre mi dice: "Finito la scuola, ok, vieni a lavorare, vieni a imparare il mestiere." Ehm, Poi nel 2014, dopo circa un annetto che feci comunque un po' di affiancamento vicino a un pizzaiolo che lavorava qui da me, lui si suicidò. Praticamente in quel momento decisi di portare avanti e continuare il lavoro che avevamo iniziato insieme, no? Perché insieme iniziamo un po' a proporre la pizza napoletana, quindi stiamo parlando comunque del 2013, dove era un po' vista come un tabù la pizza napoletana qui dalle nostre parti, perché erano abituati a tutto un altro prodotto. Eh, quindi diciamo feci quasi una scommessa su questo prodotto che per noi era la vera pizza, anche perché noi andavamo spesso a Napoli, magari delle volte anche andata e ritorno, per andare a mangiare la pizza, no? Nella storica pizzeria da Michele a Forcella a Napoli, oppure da Sorbillo ai Tribunali. Quindi decidemmo, diciamo, di intraprendere questo percorso. Con gli anni, piano piano, fortunatamente siamo riusciti a far cambiare un po' l'idea a tante persone. eh,
E oggi, diciamo, fortunatamente stiamo lavorando bene, sono arrivati comunque riconoscimenti, premi e andiamo avanti così. Sì, come hai detto, è molto importante per te il legame con la tua terra. Quanto è importante appunto il legame con il Vulture e con la Basilicata in generale nella tua pizzeria e in quello che proponi? Allora, è chiaro che abbiamo deciso di rimanere qui, no? Di radicarci ancora di più e quindi cerchiamo il più possibile di concentrarci al meglio per portare anche magari un po' di persone da fuori nella nostra pizzeria e anche nel Vulture e quindi far conoscere anche un po' al di fuori della Basilicata la nostra terra. Eh, diciamo, sono molto legato anche a questo territorio. Mia nonna paterna aveva praticamente un forno, io non ero ancora nato, avevo un forno sopra casa dove faceva pane, focacce, che ha continuato a fare fino a più o meno quando io avevo 10-11 anni, poi ha smesso perché non ce la faceva più, no? L'età avanza. Quindi è un po' come se fosse una sorta di continuazione, no, di questa cosa. Esatto, mentre il nome della tua pizzeria, che è Glamour, da dove nasce e perché è il nome di questa pizzeria? Allora, il nome Glamour, diciamo, nacque perché nel 2011, quando iniziamo i lavori qui in questo locale, decidemmo di fare un locale moderno, no? Diverso dalle solite pizzerie che diciamo, comunque si vedevano qui e anche nei dintorni. Quindi un locale totalmente diverso, con luci a LED che all'epoca erano ancora all'inizio, colorate. eh, Poi il nome Glamour, praticamente parlando con gli architetti, un designer che lavorava appunto per questo architetto, ho detto, perché magari non lo incentriamo anche un po' no, stai facendo un locale alla moda, incentriamolo un po' anche sul mondo della moda. Da qui nacque poi il nome Glamour, che poi è il nome di una famosa rivista anche Esatto. inerente al mondo della moda. Sì. Nelle tue pizze c'è un ingrediente al quale sei legato particolarmente, che rispecchia, diciamo, la tua personalità, o una pizza che rispecchia un po' quello che vuoi trasmettere? No, allora, sinceramente, no, un ingrediente che rispecchia la mia personalità, no. Ingredienti della terra ce li abbiamo, anche partendo dal classico fior di latte. Sono subito dopo il Covid, quindi sono 4 anni che collaboriamo con un'azienda agricola qui della zona che vi faccio preparare appunto un fior di latte appositamente, diciamo, secondo le mie caratteristiche e le mie esigenze. Ho Eh, capi ho capito. Invece come hai detto, tu sei stato un po' un pioniere di un prodotto appunto diverso che magari in Basilicata era poco conosciuto. sì, Come ha risposto, diciamo, il territorio a questa nuova tecnica, quindi a queste nuove tecniche anche di impasto che, ricordiamo, negli anni si stanno aggiornando sempre più? allora, vabbè, sicuramente forse il pioniere proprio nella nostra zona non sono stato io per questo tipo di pizza, ma diciamo fu Salvatore Gatta del Fandango, che saluto. E, diciamo, lui già lavorava questo tipo di prodotto. Eh, Era sicuramente un prodotto che piaceva anche a me, quindi decisi anche io di
di portarlo qui nella mia zona, nel mio paese. Come dicevo all'inizio, non è stato facile perché no, la pizza napoletana è caratterizzata da una eccessiva morbidezza, eh, che all'inizio era sinonimo, no, qui da noi era sinonimo di impasto crudo, Esatto, era qui impasto, che volevo impasto arrivare. non digeribile. Quindi forse il lavoro più duro è stato proprio, no, parlare con i clienti e far capire che in realtà non era come si diceva o si pensava, ma era comunque totalmente l'opposto. Chiaro, sempre se fatto bene. Esatto. Quindi sei riuscito a trovare, diciamo, l'equilibrio tra l'innovazione del prodotto, però rispettando comunque la tradizione, un po' quello che i clienti cercano di capire e che si aspettano. Sì, 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 sì. Ci è voluto del tempo, però alla fine siamo riusciti. Chiaramente sono consapevole ed è così che quando si fa qualcosa no, non può piacere a 100 persone su 100. Credo sia umanamente impossibile. Anche perché i gusti, soprattutto nel mangiare, no, sono molto soggettivi, quindi non si può piacere a tutti. Chiaramente cerchiamo di piacere a quante più persone possibili, Esatto, altrimenti credo che non, sarebbe esatto. impossibile ancora essere qui. Esatto. E quindi a questo mi collego per chiederti quindi qual è la parte, diciamo, più bella del tuo lavoro e quella un po' più scomoda, un po' più brutta. No, vabbè, allora, diciamo che è tutto bello il nostro lavoro, se si fa con passione. Il mondo della pizza è cambiato, sono cambiate le tecniche, sono cambiate, ci sono tanti mulini, ci sono tanti ingredienti che adesso si vanno a mettere sulla pizza, no? Quindi si gioca anche, io faccio una collaborazione con Francesco Lorusso, chef di Bramia di Palazzo San Gervasio, con lui facciamo dei menù stagionali, ogni 3 mesi facciamo 4-5 pizze nuove con ingredienti diciamo di ogni stagione diversa. Cosa che magari 10 anni fa era impensabile questo, no? Mettere una tartare di tonno su una pizza con dei lamponi desidratati o una culi di fragole. Esatto, No, era fantascienza quasi. esatto, ma i clienti come, diciamo, vedono la stagionalità? Perché magari alcuni vengono già con l'idea in mente di una determinata pizza. O è Sì, una cosa molto apprezzata la stagionalità, perché vedo che è un tema molto sentito negli ultimi anni. la stagionalità è molto apprezzata, sicuramente, come dicevo prima, si va sempre incontro a dei gusti, no? Quindi non a tutti magari può piacere la pizza con, non lo so, adesso abbiamo fatto una pizza estiva dove ci sta una ricciola con una marinatura peruviana abbastanza spinta e una salsa al mango. Quindi capisco che non a tutti può piacere l'abbinamento pesce-frutta, eh, non a tutti piacciono magari queste pizze qui particolari, piace rimanere sul classico, quindi mangiare la semplice margherita, la semplice marinara, che comunque noi facciamo sia uno che l'altro. Anzi, da poco abbiamo iniziato anche a fare menù degustazione qui in pizzeria. Ehm, io credo comunque che in un menù degustazione in una pizzeria d'obbligo ci debba essere una margherita o una bufala, una pizza diciamo un po' più classica, anche perché è da lì poi che magari si capiscono eh, maggiormente i sapori, no? Magari del fior di latte che si utilizza o del pomodoro
San Marzano in questo caso che utilizziamo sulle nostre pizze. Esatto. Come abbiamo visto un po' diciamo, dalle foto, dalle immagini che scorrono mentre noi parliamo, tu hai vinto diversi premi, sei da diversi anni in classifiche molto importanti. Com'è vivere, diciamo, sotto i riflettori, e se il tuo approccio è cambiato o invece è sempre lo stesso approccio, lo stesso metodo, lo, lo stesso stile? Allora, vabbè, diciamo vivere sotto i riflettori, no, perché comunque, eh, diciamo, fortunatamente, non sono poi così famoso, anche perché forse non riuscirei nemmeno a gestire questa, questa pressione, no? Sì. Però è sicuramente una cosa molto bella entrare in queste guide, come nella guida di 50 Top Pizza, dove eh, siamo stati alla premiazione proprio 2 settimane fa. Quest'anno abbiamo fatto l'87° posto. Siamo nella guida Gambero Rosso con 2 spicchi e 89 punti su 90, quindi speriamo magari in un terzo spicchio, eh, spero più presto possibile, ce la mettiamo tutta. Diciamo, è quella spinta in più, no? La cosa più importante, quella che dico sempre, è il lavoro, quello che facciamo, rendere le persone felici quando mangiano il nostro prodotto, diversificarci, fare qualcosa di diverso nella nostra zona e poi questi riconoscimenti, diciamo, sono maggiore benzina che, diciamo, da ardere per potersi migliorare ancora di più, è quella spinta in più. Esatto, poi tu comunque ti trovi a fianco di grandi nomi ormai della pizza che sentiamo tutti i giorni, ormai parlarne. Quanto è importante oggi l'innovazione e lo studio continuo e l'aggiornamento anche per il mestiere del pizzaiolo, che magari dalle nostre parti o fino a pochi anni fa veniva reputato quasi un lavoro un po' di serie B, chiamiamolo così. Mentre adesso invece è uno probabilmente dei lavori migliori che oggi c'è sul mercato. Quindi Beh, quando è sì. importante però lo studio è che poi permette appunto di arrivare a buoni risultati o a grandi risultati. Allora, sì, come dicevo prima, il mondo pizza fortunatamente è cambiato, si è evoluto. E una volta, diciamo, fare la pizza, no, era vista come, vabbè, che ci vuole, fai un pasto, acqua, farina, sale, lievito e fai la pizza. Esatto, quasi No, come non un ci vuole hobby, chiamiamolo niente, così. quasi come un hobby. Adesso ci sono molte più farine in commercio, ci sono varie tecniche di impasto dove ogni tecnica magari alla fine ti dà un prodotto finito totalmente diverso rispetto ad un altro. Si parla e si lavora adesso con l'alta idratazione, e chiaramente ci vogliono macchinari, ci vuole l'impastatrice anche giusta per poter fare impasti ad alta idratazione. C'è chi li preferisce, chi meno. Io sono un tipo che ogni volta che magari faccio un impasto, faccio qualche modifica e magari la trovo, no, anche poco migliore, dico ok, perfetto, mi piace il prodotto, continuo così. Poi magari dopo un mesetto decido di cambiare per provare a migliorarlo. Credo che in questo lavoro, come un po' in tutti i lavori che si fanno, se si fanno con passione, c'è quella cosa di non sentirsi mai arrivato, no? Perché la perfezione non esiste, quindi non si arriverà mai alla perfezione. Bisogna sempre studiare, bisogna sempre tenersi aggiornati e sperimentare.
sperimentare, perché magari ci può essere sicuramente lo sbaglio dietro l'angolo, però altrettanto ci può essere, no, il miglioramento. Esatto. Ma, dopo, diciamo, i premi che hai ottenuto, i vari riconoscimenti, hai notato dei cambiamenti nella tua clientela o la clientela è sempre, diciamo, rimasta, diciamo, uguale nei vari anni? O hai notato un certo cambiamento anche a livello magari di palato, cioè vengono da te perché c'è una determinata motivazione, una determinata ricerca? No, no, sicuramente qualcosina è cambiato, sicuramente qualcosina comunque ti portano, anche perché incuriositi le persone, no, anche chi magari non è mai venuto, no, incuriosito da questo, ci viene a trovare e viene a provare. È chiaro che questo è anche un'arma a doppio taglio, perché se da un lato magari ti può portare nuovi clienti, nuove persone in pizzeria, d'altro lato queste persone, questa gente magari no, arriva con un'aspettativa sicuramente un po' più alta, e quindi Esatto, bisogna essere pronti a saper soddisfare questa aspettativa, partendo dalla sala alle fritture, alla pizza. Quello che dico sempre, che dico pure qui ai miei ragazzi, alla mia squadra, è chiaro che diciamo, senza di loro non vado da nessuna parte. Cioè, tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo insieme, cioè non è Antonello Scatorchia che prende i premi, diciamo, entra nelle classifiche, ma è il glamour. Quindi è esatto. un gruppo di ragazzi, una squadra di ragazzi, con a capo me, mia moglie e i miei genitori, che facciamo questo lavoro tutti quanti insieme, cerchiamo di remare tutti verso la stessa direzione, se no altrimenti se c'è qualcuno che comunque ci rema contro, eh, abbiamo un po' perso. Nel frattempo sono tanti i complimenti che ti arrivano da chi ci sta seguendo. Grazie. Ed una nostra amica ti porge una domanda che qual è il momento più gratificante della tua carriera da pizzaiolo imprenditore? Il momento più gratificante? Della tua carriera come pizzaiolo imprenditore? Ma sicuramente quando le persone dopo aver mangiato si avvicinano alla cassa, dato che diciamo, la zona pizzeria è vicino alla cassa, vengono vicino, ti fanno i complimenti, ti stringono la mano, sicuramente quello è la cosa più gratificante che ci possa essere. Esatto. Ora, Scusatemi, c'è un attimo una banda qui vicino, entro un attimo dentro al locale. tranquillo, tranquillo. Nel frattempo noi magari ci vediamo il video, così tu ti Ok, sistemi. sì. Allora, se la regia manda il video. Ok, vabbè, comunque ho fatto, eh. Ok, no, il video forse la regia ha avuto un attimo un piccolo problema. Vabbè. Va bene, ma Comunque, andiamo dopo. stavo dicendo, questo qui è sicuramente il momento più gratificante. Esatto. Vedere le persone felici dopo aver mangiato una pizza. Ok. La Basilicata è dolce e amara, generosa di sapori, paesaggi e tradizioni, ma troppo spesso costretta a veder partire i suoi figli. Con questo menù voglio raccontarvi quanto amore nutro per questa terra. Credo che qui, tra queste montagne e colline, ci siano tutte le risorse per un futuro ricco e fiorente. È il momento di credere, è il momento di restare, è il momento di far brillare questa terra, perché la Basilicata merita di essere vissuta, merita di essere scelta, merita di splendere. Nel 2012, a 23 anni, ho aperto la mia pizzeria e nel 2014
dopo la scomparsa del mio primo maestro, Marco, ho messo le mani in pasta, davvero. Da allora ho scelto di osare, portando qui, nel cuore della Basilicata, la pizza napoletana, in un territorio che non era pronto, ma che col tempo ha imparato ad amarla. Sono Scatorchi Antonello, pizzaiolo e fondatore della pizzeria Glamour a Rionero in Vulture. La mia storia comincia da bambino, nella gelateria di famiglia. All'inizio non lo capivo, ma è lì che ho imparato che i sogni non si regalano, si conquistano. Eccolo. Ok, abbiamo visto il video che intanto nel frattempo era partito. Sì. Allora, proprio a proposito del video, ti faccio una domanda che spesso in questo format facciamo. Mhm. Oggi si sente tanto parlare di restanza, no? Quindi di voglia di voler restare al sud, voglia di voler restare nella propria terra, voglia di creare qualcosa nella propria terra. Che consiglio ti senti di dare ai giovani e quanto li puoi spronare a restare? E soprattutto quali sono le difficoltà, perché le difficoltà sono tante, queste le sappiamo, inutile nasconderle. Ecco. Nicola, ti avevo chiesto di non farmi domande difficili, questa è una domanda molto molto difficile. Allora, come si è visto nel video, diciamo quello che ho voluto portare io lì alla finale di Monza di Emergente Pizza è proprio il termine, diciamo, resilienza. Ho utilizzato questa musica di Caparezza, Goodbye Malinconia, che è una canzone, diciamo, che parla dei problemi dell'Italia, della nostra nazione, ma che io praticamente in ogni singola parola di quel testo rivedevo la Basilicata per filo e per segno. Quindi, come dicevamo, è una terra davvero ricca, davvero diciamo, offre di tutto. Abbiamo il mare, abbiamo le montagne, abbiamo i laghi, fiumi, prodotti di una qualità indescrivibile. Il problema però che allo stesso tempo, diciamo, a questa dolcezza della nostra terra c'è la parte amara, che è comunque la parte che ad oggi tante persone, tanti giovani vanno via per trovare lavoro, per farsi un futuro altrove. La tua domanda era: che consiglio puoi dare ai Esatto. giovani? Ti senti di dare? Allora, io personalmente un consiglio che posso dare è quello di crederci, crederci fino in fondo. So che non è facile, ma diciamo è molto molto difficile. Però quando si ha no, uno ci ha provato ed è riuscito comunque a fare qualcosa di buono, credo che fatto qui da noi, fatto in questa terra, la gratificazione è come se fosse amplificata, perché sicuramente Esatto. è molto più difficile rispetto a tanti altri posti. Non Esatto. nascondo che tante volte anche a me mi viene voglia comunque di andare altrove, magari anche fuori Italia, diciamo, non soltanto per problemi legati alla nostra terra, alla Basilicata, ma proprio per problemi legati alla nostra nazione. Esatto. Però poi si ritorna con i piedi per terra, no, si dice, vabbè, proviamoci a continuare ancora, sperando in un cambiamento generale, perché credo che viviamo
in una delle nazioni più belle del mondo, ed è davvero un peccato, no, tutta questa situazione a livello Esatto. nazionale. Non parliamo solo a livello regionale, ma parliamo anche a livello nazionale. No, ma è un peccato comunque vedere lontano i migliori talenti che vanno via, perché è quello che rende poi la terra e il territorio anche ricco. Esatto, Non è una ricchezza fisica, ma una ricchezza culturale, intellettuale che abbraccia tutto. assolutamente. E invece nel tuo settore, perché nel tuo settore comunque è un settore che, come abbiamo detto, spesso viene visto un po' di serie B. Lo vediamo anche a scuola, magari chi fa la scuola alberghiero spesso viene indirizzato lì perché magari non è poi così bravo, oppure si viene indirizzati lì per tante motivazioni diverse. Che consiglio ti senti di dare e come per te è stato capire qual era la tua passione, quindi allenare anche la tua passione, scoprire la tua passione? Perché questo è il tema forse più complesso, perché magari a 15 anni, a 16 anni non si è consapevoli, no? Si va magari dietro alle mode del momento o a quello che c'è un po' più in giro. Quindi com'è stato per te e che consiglio ti senti di dare a un ragazzo che ancora magari non ha capito qual è la sua strada e quindi a scoprire qual è la sua strada? Allora, vabbè, partiamo dal presupposto che io come scuola ho fatto il liceo scientifico, quindi proprio tutta un'altra cosa. Volevo Esatto, andare all'alberghiero, però l'alberghiero qui da noi, l'alberghiero a Melfi, no, era un po' visto come la scuola di chi andava lì a non voler far niente. Quindi i miei esatto. genitori non mi mandarono all'alberghiero e ho detto, vabbè, arrivato a questo punto rimango a Rio Nero. C'era la scelta tra liceo classico, liceo scientifico, istituto d'arte, anche no, e quindi ho fatto il liceo scientifico. Eh, Però, diciamo, come dicevo prima, a 11 anni ho iniziato già a lavorare, no, l'estate nella gelateria di famiglia, e comunque è una cosa che a me piaceva, mi piaceva stare, piaceva stare al pubblico, piaceva stare a contatto con le persone. Quindi comunque io, diciamo, noi la pizzeria, quella che dicevo prima all'inizio, la rilevammo che io facevo ancora il quarto superiore. Diciamo, mio padre, parlammo con mio padre, mi disse che intenzione hai di fare, diciamo, dopo la scuola. Lui voleva che io continuassi a studiare, ad andare all'università, però avevo capito di non aver testa, no? Non mi andava più di studiare. Ho detto, vabbè, io voglio uscire dal liceo, voglio diplomarmi e poi iniziare a lavorare. E quindi decidemmo, no, di intraprendere questo discorso qua della pizzeria. Ehm, Ad oggi però fortunatamente, diciamo, non viene visto più come un lavoro come dicevi tu, di classe B. Credo forse molto anche in base a programmi televisivi vari, come anche il mondo della cucina, no? È cambiato tantissimo. Esatto. Eh, una volta si pensava alla persona che faceva il cuoco in un ristorante, cioè adesso si inizia a parlare di chef, di executive chef, no, dove Esatto. cioè, veramente chi ha la passione può fare grandi cose, ma veramente a livelli assurdi, e lo vediamo. Cioè, E soprattutto li può fare anche da casa, appunto, restando nel proprio territorio, no? Cioè, magari sì, neanche sì, così, anche perché anche a livello di territorio, di materie prime, noi del sud in generale abbiamo tanto da offrire, sicuramente, senza però nulla togliere al resto. forse diciamo nel mondo dell'alta ristorazione, secondo me l'esperienza fuori all'estero Può aiutare, aiuta sicuramente. tanto, perché diciamo adesso c'è no, anche, eh,
in un ristorante, diciamo, dove si cucina di qualità, dove, diciamo, il livello è abbastanza alto, ci sono no, varie fusion tra varie cucine, non soltanto cucina italiana, ma ci sono tecniche, magari tecniche di fermentazione che provengono dal nord Europa, o come dicevo prima, tecniche di marinatura peruviane, diciamo che sono cose che, ad esempio, lo chef con cui io collaboro, che facciamo la collaborazione nel suo locale a Palazzo, diciamo, ha questo tipo di cucina qui. E lui, Esatto. tant'è vero che lui ha fatto tante esperienze, oltre che, diciamo, in Italia, anche fuori Italia. Chiaramente aumenti il tuo bagaglio personale di conoscenze, non possono fare altro che far bene poi a quello che andrai a fare, in qualsiasi posto lo decidessi di Esatto, farlo. quindi come dicevamo prima, è sempre bene allenare la propria passione e mettere su esperienza per arrivare sempre a risultati Assolutamente, migliori. sono lavori che ti portano via tempo. eh, Sono diventato padre da quasi 2 anni, quindi ti portano via comunque tempo che magari potresti passare con tua figlia, con tua moglie. E chiaramente lo fai soltanto se hai passione, perché se non c'è la passione, credo sia davvero molto 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 difficile rimanere in questo settore. Esatto. Va bene, Antonello. Io ti faccio un'ultima domanda quali sono i tuoi, diciamo, progetti futuri e quali sono le prossime novità, se ci vuoi rivelare qualcosa e cosa ci dobbiamo aspettare da te e da Glamour, dal tuo ristorante. Ma allora, sicuramente progetti futuri per il momento non ce ne sono, se non quello spero di continuare a migliorarmi, di continuare ad andare avanti e crescere. Poi domani, chi lo sa, si aprirà una seconda sede altrove, rimanendo sempre la sede principale qui da noi, non lo so, diciamo, sono cose che con gli anni, col tempo Sì. capiremo. Quindi i nostri amici devono seguirti per scoprire tutte le novità che li aspettano, anche per sapere magari i prossimi menù, le prossime novità che ci Beh, saranno sì, in certo, il menù pizzeria. estivo comunque è uscito da un paio di settimane, quindi colgo l'occasione per chi non l'ha ancora provato. Noi siamo qui pronti a cercare di deliziarvi. Esatto, qualche nostro amico ci chiede se c'è una pizza che è imperdibile, cioè che per forza devono assaggiare quando verranno da te o vengono da te. Se ti senti di Eh, consigliarne una. Lo so che sono un po' come dei figli le pizze per te, quindi è difficile scegliere il No, migliore. vabbè, sicuramente c'è la tartare gnam, che è la pizza che menzionavo prima, con una crema di datterino giallo, stracciatella tartare di tonno rosso del Mediterraneo, lampone disidratato e scorza di lime. È una pizza già che abbiamo in carta da 2 o 3 anni, una pizza che va tanto, soprattutto in questo periodo estivo, perché comunque è bella fresca, bella, bella particolare. E poi c'è la pizza dessert, che secondo, diciamo, molte persone molti clienti che la assaggiano, sicuramente è una pizza che non si può perdere, che è una pizza, diciamo, dedicata a mia figlia, la Dolce Alma, dove abbiamo Che messo, salutiamo. salutiamo, ciao Alma. È una pizza in 3 cotture, secondo Francesco Martucci della Pizzeria Masanielli. Fa vapore 120 gradi, fritta 180 e ripassata in forno a 260 gradi, dove poi mettiamo una ricotta profumata al lime, una ganache di cioccolato bianco, peperone crusco ricoperto di cioccolato fondente, lampone disidratato e pesto di basilico dolce.
Esatto. Qualche nostro amico che ha già assaggiato conferma Ok, sì, la pizza che è con la molto tarta dei buona. lamponi è fantastica. Grazie. Eh, va bene, grazie, ci hai fatto venire l'acquolina in bocca, anche perché è quasi tra un po' È quasi inizia il ora di cena, servizio. sì. Esatto, quindi io ti ringrazio, Grazie a te, Nicola. eh, Grazie a di Donato per grazie per la tua l'invito. disponibilità e per i consigli che hai dato e per la tua È esperienza. un piacere. È stato un piacere, invito tutti i nostri amici che ci seguono appunto ad andare da Antonello a Glamour, che è a Rio Nero in Vulture, provincia di Potenza. Quindi noi ci vediamo alla prossima puntata, quindi grazie Grazie a te, Antonello. Nicola. Grazie a tutti gli ascoltatori. E vi aspetto. Ok, grazie e ci vediamo alla prossima puntata di Officina Mediterranea. Un saluto a tutti e un saluto anche al nostro regista Donato Ciao Rinaldi. Donato, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera.